amici dell'edicola di Pinuccio, buonasera e benvenuti. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, pronti per trasmettervi e per raccontarvi questa 20ª giornata di campionato Serie B maschile. Ad affrontarsi saranno la Pallavolo Jolly Cinquefrondi e la MAM Pallavolo Partinico. Qui con me come sempre al commento Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti. Che si occuperà anche della regia. E a proposito di regia, come sempre saluti a Torino ad Annalisa. Salutiamo Annalisa. Le bandiere dell'Ucraina ai LED wall del Palabonini. Non ci sarà lo starting six, vediamo subito chi è in campo per il Partinico. Il numero 6 Riccardo Garofalo, il numero 7 che è lo schiacciatore, il numero 7 Andrea Di Salvo, l'opposto, il numero 9 Ranelli Giulio, centrale, dovrebbe giocare centrale. Il numero 1 è il libero Alberto Alaimo, il numero 12 Flavio Russo, palleggiatore. E poi il numero, non vedo, 17, sì, Giuseppe La Rosa, il capitano e schiacciatore. Anche la Partinico. Ci sono due numeri 1. No, è il numero 17, non si vedeva. Sono davanti 1 e dietro il 17, credo. Ok. Comunque Partinico un po' in difficoltà, mancano 2 giocatori se non mi sbagliano, solo 8 sono qui al Palabonini. Si comincia con il secondo palleggiatore della Jolly, Andrea Belcastro al servizio. Riceve non bene La Rosa, ci arriva Alaimo ma pallone che non riesce a renderlo giocabile. 1-0 quindi per la Jolly Cinquefrondi di mister Checco De Fina, che torna in panchina. Jolly, lo sappiamo, abbiamo visto una brutta partita settimana scorsa, squalificato Dionisio Di Pasquale e infortunato l'alzatore titolare Luca Degli Esposti, a cui va il nostro più grande in bocca al lupo per la pronta guarigione. Fabio Remo schierato in posizione di schiacciatore, adesso tenta di alleviare il colpo. Belcastro, pallone su Fabio Remo, ma c'è il fallo sì, del muro del Partinico, e quindi primo break dell'incontro per la Jolly. Non lo fai con questo, vai. E quindi ancora Jolly al servizio. Primo arbitro Cupello Mattia, secondo arbitro Morello Elena. Un po' di sistemazione in campo per la formazione ospite. Adesso il gioco che può riprendere. Si vanno a sentire i tifosi del Palabonini. Andrea Belcastro ancora al servizio, buono sulla Rosa. Renzo difende per la Jolly, salta Arena, si fa sentire Massimiliano Lopetrone schierato da libero, il money out ottenuto da Matteo Bonati per il 3-0. Quindi dicevo, Fabio Remo schierato come schiacciatore mentre Massimiliano Lopetrone libero. Sì, continuo cambio di ruoli nella Jolly. E ci sta in una situazione di emergenza come questa. Buono il servizio di Belcastro, schiaccia, anzi no, pallonetto di Garofalo che colpisce le mani del muro avversario e poi pallone sull'asta, quindi primo punto per la formazione ospite. Prima battuta per il Partinico con Russo, il palleggiatore, su Matteo Bonati. Primo tempo ed è ottimo. Money out. Ottima combinazione con il cinquefrondese Andrea Belcastro e Dario Novese. Pasquale Arena. Matteo Bonati al servizio. È out la sua battuta. Quindi 4-2. Resta sempre più 2 la formazione di mister De Fina. Ricordiamo mister De Fina che
Era assente settimana scorsa nella trasferta. Garofalo al Covid. servizio. Belcastro allunga questo pallone su Pasquale Arena, che ci arriva all'ultimo secondo e ottiene il massimo. Sì, su una ricezione al limite Belcastro è dovuto volare proprio sulla fil di rete, con una mano serve il proprio centrale che d'astuzia tira sulle mani del centrale opposto. Pasquale Arena al servizio autore dell'ultimo Ed punto, è out. completamente out, sbaglia la misura del colpo Pasquale Arena, 5-3. Vedremo quale delle due squadre affronterà al meglio questa situazione difficile legata ad assenze Ranelli pesanti. Giulio al servizio. Riceve non benissimo Lopetrone, schiaccia Fabio Remo, la copertura di La Rosa. No, è La Rosa adesso schiacciare, quindi non era La Rosa ma era Garofalo. Renzo a tutto braccio, Peccato, tocca l'asta, sì. tocca l'asta, era troppo in là la palla per il nostro opposto. E si fa sotto la formazione di mister Francesco Lunetto, costretta a rincorrere gli avversari, e adesso dietro di uno. Servizio di Giulio Ranelli. Belcastro sceglie e trova Renzo. È buono il pallonetto. pallone. È stato bravo qua, opposto della Jolly 5 Frondi. 6-4. Altro break per la formazione 5 frondese, che adesso è al servizio con il capitano di giornata Fabio Remo. Riceve Garofalo. La Rosa chiamato in causa. Forse ci poteva stare un fallo del muro della Jolly, comunque non ravvisato dagli arbitri. La rete si è mossa. Sì. 7-4. Noi siamo impallati come telecamera e come visione. Qualcosa hanno accennato anche i giocatori, adesso anche l'allenatore Lunetto. Ancora il Sempre servizio tesa. buono di Fabio Remo, costretto al pallonetto vincente di Salvo. Ha ottenuto il meglio, quindi sempre dietro di due Partinico, che settimana scorsa ha perso il derby contro Palermo 3-1. Di Salvo, l'opposto al servizio. Occhio alla sua spin, riceve bene Fabio Remo. Belcastro, la pipe per Matteo Bonati, si aiuta con il nastro, il recupero con il piede di La Rosa. Di tacco, Sì, ci riprova con ancora la pipe. La Rosa chiamato in causa, il pallonetto, ci arriva Fabio Remo. Belcastro si fa spazio per Emanuele Renzo, copre proprio Belcastro. In bagger Lopetrone per ancora una volta Emanuele Renzo. Sfodera un bel colpo Emanuele Renzo. 8-5. Lungazione, Bello il recupero di La Rosa, di tacco. attacchi e contrattacchi, Gabriele. Sì. E adesso al servizio l'autore dell'ultimo punto, Emanuele Renzo. Traiettoria insidiosa, costruisce Partinico con un'ottima schiacciata di Vescovo. Otto 6. La Rosa al servizio. Riceve la Jolly in bagger, Troppo vicina. per Bonati, il recupero di Lopetrone. Remo ancora in bagger per Bonati. Sì. Ha fischiato prima l'arbitro perché pensava fosse caduto a terra il pallone, invece ci è arrivato il giocatore della Jolly e poi il pallone è finito sull'arbitro, ma aveva già fischiato. Era già stata... E quindi ha voluto chiamare contesa l'arbitro. È giusto così, è giusto così. La Jolly settimana scorsa ne ha subite abbastanza di contese. Sì. Questa volta hanno ragione.
c'è gesto tra Cupello e Morello, la coppia arbitrale. Cercano di intendersi i due arbitri. Quindi azione che si ripeterà. La rosa al servizio. Lo Petrone, l'attacco centrale di Walter Vaiana. La rigioca la Jolly. Ebbene, con Walter Vaiana che salta 2 volte. Ed è 9-6. Chiesta. No, cambio pallone. Ok, sembrava una chiamata di formazione, invece no. (9-6) qui al Pallabonini di 5 fronti. Walter Vaiana al servizio, colpo out. Ed è il 7° punto per i siciliani. Fatti quasi tutti su battuta, su errore di battuta della Jolly, eh? Sì. Ci dicono che è il terzo errore dalla battuta. Facciamo un po' i professionisti, ci dicono dal coordinamento giornalistico. Ah, ecco. No. Ah, non si dice Francesco. Al servizio Vincenzo Vescovo, riceve la Jolly con Fabio Remo, Belcastro all'indietro per Emanuele È Renzo. out. Pallone out. Lasciano sfilare i giocatori del Partinico, leggono bene la situazione. 9-8. Ed è ancora Vincenzo Vescovo al servizio. Cioè ancora Fabio Remo, Belcastro, è buono il pallone per Ed è Matteo out Bonati. di nuovo. Sì, c'è il fallo del muro del Partinico. Purtroppo la schiacciata di Matteo Bonati finisce sull'asta e agguanta il pareggio, il Partinico. Buongiorno, 10-8 per la Jolly. Io sono a 9-9, come mai? 10-8 per la Jolly. Ma Non scusi. era asta, ma era fallo del muro. Ah. Del Partinico. E io ho visto la palla sull'asta veramente. Hop, out, il colpo di Belcastro, e sono 4 gli errori al servizio della Jolly. 19 quindi. Al servizio Flavio Russo. Pallone flottante, bello, teso, Belcastro all'attacco centrale, monster block su Pasquale Arena e pareggia Partinico Palermo per la prima volta in questo set. Era ben posizionato l'opposto di Salvo. Ancora Flavio Russo al servizio. E di Salvo, sì. Su Matteo Bonati, Belcastro in bugger rovesciato proprio per il Ligure, che però Questa stavolta volta colpisce l'asta e passa in vantaggio la formazione ospite. 10-11, piccolo blackout della formazione di Mister Defina. Cambio pallone di nuovo. Ogni qualvolta il pallone esce dall'area di gioco bisogna cambiarlo e disinfettare l'altro. Russo al servizio per il Partinico. Sì, terzo servizio consecutivo per l'alzatore del Partinico. Qualche fallo nella Jolly ed è il primo break per Fallo di Partinico. formazione. 10-12. Sì, Belcastro è partito in anticipo. Quindi primo break per la formazione di mister Francesco Lunetto. Approfitta mister Defina per chiamare timeout. E noi approfittiamo per salutare una persona cara che ci starà seguendo. Ciao Luca, ci sentiamo dopo. Continua a seguirci. Speriamo anche di rivederlo qui, almeno sugli spalti. Appena Più possibile. presto.
lesione al tendine d'Achille per Degli Esposti, che si è operato. Riprende il gioco al Palla Bonini, Belcastro, la palla per Fabio Remo, Murato, ma c'è l'ottimo recupero della Jolly, possibile una doppia, non ravvisata, la schiaccia il numero 7 di Salvo, pallone che torna nel campo del Partinico, stavolta dall'altro lato, Mura c'è il 1 poster block a 1 di Fabio Remo, del dottore. 11-12. Ottima la giocata della Jolly, dietro di 1 nel punteggio. Matteo Bonati pronto al servizio. Riceve il libero alla Imo e schiaccia, tocca anche il muro della Jolly, schiaccia Di Salvo l'opposto. E quindi 11-13. Resta avanti di 2 Partinico, che adesso è al servizio con il numero 6 Riccardo Garofalo. Riceve Renzo Belcastro, rimanda di sì. là. Sì, c'era 12-13, no, non c'era un'invasione aerea. Ha saltato giusto. No, invasione non ce n'è. Belcastro. No, vabbè, ho visto qualche cenno di protesta da parte dei giocatori. Però ha dato il punto al Partinico. Ah, ok. Ma io non ho visto invasione. 14, ma infatti. Infatti siamo rimasti tutti. Siamo rimasti tutti sul 12. Sul 12-13 siamo rimasti tutti quanti. 11-15. La schiacciata dai 9 metri di La Rosa, la pipe invece della Jolly con Bonati che calpesta però. Molti errori della Jolly. 11-16, più 5 del Partinico. Mi sono perso anch'io con i replay, capito? Garofalo al servizio. Riceve Bonati, Belcastro dietro per Fabio Remo a tutto braccio. Pallone che si insacca. 12-16. Sì, era di seconda linea. Sì. Belcastro prima. Non poteva saltare. Pasquale Arena al servizio sul libero alla Imo a fondo campo. Out. Il colpo di Salvo. 13-16. Ed è ancora Arena al servizio. Riceve ancora Laimo. Chiamato ancora in causa Di Salvo. 13-17. Blackout per la squadra di De Fina, che sembrava tenere il controllo del gioco nella prima parte di questo set. Ranelli al servizio, riceve Matteo Bonati, Andrea Belcastro dietro per Fabio Remo, pallonetto vincente, la mette proprio lì Fabio Remo dove non c'era nessuno, di astuzia. Zona di conflitto, sono andati in 2 ma non sono riusciti a salvare questa palla. 14-17, è proprio Fabio Remo al servizio per la Jolly. Lascia sfilare Garofalo. Ace per Fabio Remo. Bella questa traiettoria del pallone, proprio lì vicino alla linea. Abbiamo rivisto il replay. 15-17, si riporta a meno 2. La formazione calabrese ancora al servizio con Fabio Remo. Tesa questa volta.
Buona la risposta di Garofalo, chiamato in causa la rosa. Le mani del muro di Belcastro, pallone poi out, 15-18. Pronto Di Salvo per il Partinico. Spin per lui. Riceve bene Fabio Remo, chiamato in causa per la pipe. Di nuovo Pesta. Forse il pallone non è preciso per Sì. Matteo Bonatti e quindi deve farlo quel passetto in più, quel mezzo passo in più per poter arrivare sul pallone. Secondo time out della Jolly. Necessario. Qualche partita fa, non mi ricordo né contro chi né quando, la Jolly non aveva Luca degli Esposti e ha dovuto giocare con prima con Belcastro, alzatore, e poi ha giocato Fabio Remo, alzatore. Da lì è svoltata la partita, da che perdeva 2-0 la Jolly, da che ha vinto 3-2 in rimonta. (15-19), squadre di nuovo in campo al Pallaponini di Cinquefrondi. Andrea Di Salvo al servizio. Fischia Cupello. Buona la sua spin su Matteo Bonati. Ci arriva in bugger Andrea Belcastro. Buona la schiacciata di Emanuele Renzo che torna a farsi sentire. Non tiene in gioco Alaimo ed è il 16° punto per i cinquefrondesi. Emanuele Renzo proprio al servizio. Molto teso. Riesce a ricevere, a giocarla bene. Muro. Il Partinico, ma trova il muro di Walter Vaiana. 17-19. Nuovo look per Walter Vaiana con questo codino. Salutiamo anche tutta Prizzi che ci sta seguendo. Emanuele Renzo ancora al servizio, stavolta lasciano sfilare i giocatori del Partinico. Pallone abbondantemente out. 17-20 e siamo lì nella zona calda del set. Al servizio La Rosa, il capitano del Partinico. Riceve Massimiliano Pedrone, no, rimanda di là Belcastro, ma viene murato e non c'era la copertura pronta. 17-21, un po' spenta la squadra di De Fina. Servizio ancora del Partinico, riceve di nuovo invasione. Stavolta è buono il primo tempo della Jolly Cinquefrondi. C'è stata un'invasione di Belcastro perché questa palla è troppo vicina alla rete, è in ricaduta, ma non è stato ravvisato dalla coppia arbitrale neanche dai giocatori. Forse con la spalla ha toccato la rete. Nessuna protesta del Partinico. Walter Vaiana al servizio. Sempre Pallone sul su libero. Alaimo, sì, un po' in difficoltà Alaimo. Comunque buona la costruzione, ma non buono il colpo di Riccardo Garofalo che finisce completamente out. 19-21. Beh, Flavio Russo sta comunque gestendo bene la regia del Partinico. Cambio per la Jolly, esce Andrea Belcastro, entra Raffaele Zangari e quindi Fabio Remo ad alzare. Alziamo il muro. Cenno, sì, il cenno anche tra De Fina e Remo. Alzi tu. Buono su Alaimo. Op! Si lancia un po' in ritardo Renzo. Free ball, vediamo come la gestisce il Partinico con la schiacciata vincente di Riccardo Garofalo. 19-22.
Cala il silenzio il Pallabonini. Chiama formazione il capitano Fabio Remo, non avendo neanche a disposizione timeout. La squadra di casa cerca di prendere un po' di tempo, rimettere a posto la testa e cercare la scintilla per riagguantare il risultato. Servizio di Vincenzo Vescovo che si ferma sulla rete. 20° punto della Jolly. Si chiude il cambio, quindi esce Raffaele Zangari, entra Andrea Belcastro. È proprio Belcastro al servizio. Pallone al centro, giocata al centro, Ranelli tocca le mani del muro avversario. 20-23. Ed è pronto al servizio Flavio Russo, quindi P1 per Partinico. Riceve Matteo Sempre Bonatti, vicina. Belcastro, probabile la doppia. Non c'è il tocco, non c'è il tocco. Le proteste della Jolly. Dico Il secondo arbitro. il 6. Sì. Sì. Sta dicendo Garofalo che l'ha toccata. 21-23. E cartellino verde per Partinico, perché è stato un bel gesto di fair play. Forse il tocco è stato talmente visibile, no? Che lo stesso Garofalo. Bonatti ci aiuta dal nastro. La tiene in gioco Matteo Bonatti su questa forte schiacciata di Di Salvo, però costretto alla free ball la Jolly, la gioca quindi Partinico, ancora Di Salvo e tiene ancora Matteo Bonatti. Il bugger di Fabio Remo, Emanuele Renzo è out il suo colpo, è out il suo colpo. 21-24, si porta al set point Partinico. Certo, forse poteva fare qualcosa in più l'opposto della Jolly, caricato soprattutto dai due ottimi recuperi di Matteo Bonatti. Garofalo al servizio. Pallone su Matteo Bonatti. Belcastro per Emanuele Renzo. Palla sempre troppo arretrato. Infatti è caduto out. Quindi sprecato il primo set point del Partinico. 22-24. Pasquale Arena al servizio, errore in ricezione di La Rosa, recupera Partinico, ma regala il pallone a Emanuele Renzo che porta la Jolly al 23° punto. Annullato l'altro set point 23-24. 23-24, giustamente time out, ovviamente. Chiama time out mister Francesco Lunetto. Approfitto anche per ringraziare chi gestisce le pagine social del Partinico che hanno condiviso la diretta, e quindi salutiamo tutti i tifosi del Partinico che ci stanno seguendo. Fine di questo time out. Quindi squadre di nuovo in campo, Pasquale Arena al servizio, ma c'è la chiamata di formazione del Partinico.
Due squadre, lo ricordiamo, in difficoltà con delle importanti assenze. Mamma mia. Out, il servizio di Pasquale Arena completamente out. 23-25 si chiude questo primo set al Pallabonini di Cinquefrondi. Abbiamo fatto più o meno 6 errori al servizio, 7 Forse errori di al più. servizio. E però abbiamo, intendo, ovviamente, ogni tanto esce il lato tifoso. Intendo ovviamente errori per la Jolly Cinquefrondi. Quindi 23-25 questo primo set al Pallabonini di Cinquefrondi. Mentre vi ricordo anche, ecco, ci arrivano i dati: 2 ace e 6 errori al servizio della Jolly. Quattro punti per Vaiana, 2 punti per Bonati, 4 per Remo, 2 per Arena, 4 per Renzo e 1 per Belcastro. Mentre Partinico 1 punto Vescovo, 4 punti di Salvo, 2 punti Giulio Ranelli. Quindi sono solo i 7 punti assegnati ai giocatori del Partinico. Mentre vi ricordo di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram Edicolo di Pinuccio, seguiteci anche lì per rimanere sempre aggiornati su tutti gli eventi, e anche di iscrivervi al canale YouTube dell'Edicola di Pinuccio. Ci manca poco ai 1000, quindi una trentina di iscritti ci mancano. E attivate, se volete, la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Entrano in campo le due squadre per questo secondo set. Non ci sono cambi, quindi Partinico in campo con il libero Alberto Alaimo, centrale Vincenzo Vescovo, numero 6 Riccardo Garofalo, Andrea Di Salvo all'opposto, Ranelli Giulio, Flavio Russo e il capitano La Rosa. Olè, si parte con un ace del Partinico con l'ottima battuta di Flavio Russo. 0-1. Nella Jolly in campo Belcastro, Renzo, Lopetrone, Bonati, Remo, Arena e l'altro centrale Vaiana. Una doppia di Belcastro, 2-0. Break Partinico. E quindi ancora Flavio Russo al servizio. Riceve non bene. Qui la Jolly, ma lasciano sfilare i giocatori del Partinico perché aveva saltato Giulio Ranelli. 1-2. Era un brutto errore in ricezione della Jolly. Matteo Bonati al servizio. Molto teso.
Gioca Partinico con Andrea Di Salvo, colpo però termina out, 2 pari. Ancora Matteo Bonati al servizio, sempre teso, sempre sulla rosa, costretto al pallonetto Riccardo Garofalo, ma pallone che si ferma sulla rete e passa in vantaggio quindi la formazione di mister Defina, 3-2. Ancora al servizio il Ligure della Jolly Cinquefrondi, Matteo Bonati, sempre molto teso, e 4-2 per la Jolly. Matteo Bonati risponde all'ace che ha aperto questo set. Matteo Bonati ancora al servizio, stavolta out, colpisce troppo forte questo pallone, 4-3. Ed è pronto Riccardo Garofalo al servizio. Spin per lui su Matteo Bonati che tiene bene, Belcastro cerca e trova Fabio Remo, pallone out. Quindi pareggia Partinico. Pallone che è finito quasi sui piedi di coach Lunetto. Ancora Garofalo, spin che questa volta si ferma sulla rete. 5-4, nuovo vantaggio per i cinquefrondesi. Al servizio il centrale della Jolly Cinquefrondi, Pasquale Arena, lunga su Alaimo, pallone dietro, è buono per Andrea Di Salvo che colpisce bene, l'opposto del Partinico. 5 pari. È pronto per Partinico al servizio Ranelli Giulio Maria, servizio su Max Lopetrone. Buono il primo tempo della Jolly Cinquefrondi con la combinazione Belcastro-Vaiana. Si trovano i due ragazzi della Jolly, 6-5. Ciao Albano, ho visto che hai mandato il messaggio, noi ci siamo, Forza Jolly. Ciao Albano, sempre un piacere sentirvi. Ottimo la difesa di Lopetrone. Fabio Remo rimanda di là, chiamato in causa ancora una volta Di Salvo, pallone che è out, finisce sull'asta. Sì, anche Di Salvo lo dice. Break per il Cinquefrondi, 7-5. Fabio Remo al servizio, sempre in quella zona di campo serve la Jolly. Il pallonetto, ci arriva Emanuele Renzo, dietro l'alzata l'alzata di Belcastro per Remo non era molto buona, è altrettanto buona però la schiacciata vincente di Andrea Di Salvo. 7-6. È proprio l'opposto del Partinico ad andare al servizio. Buona la sua spin, tiene Max Lopetrone in bugger come può Fabio Remo per Renzo che colpisce il muro avversario, pallone che poi cade dietro di lui. 7 pari. Appunto a punto adesso le due squadre. Ancora Andrea Di Salvo al servizio, che però lancia male il pallone, infatti chiede scusa ai suoi compagni, ho sbagliato io. Il pallone che finisce nettamente sulla rete. 8-7, nuovo vantaggio per il Cinquefrondi. Adesso al servizio con Emanuele Renzo.
pallone che però si ferma sulla rete. 8 pari. Stiamo vedendo tanti errori al servizio, cosa che invece non si è vista nella prima partita di Mister De Pina in panchina. Abbiamo visto una jolly perfetta sotto il punto di vista della battuta e del muro. Alberto Alaimo, La Rosa era al servizio. Recupera questo pallone la jolly, lo schiaccia forte Matteo Bonati. Walter Vaiana salta, non c'è il tocco. Smanaccia questo pallone il centrale della Jolly. 8-9, passa in vantaggio Partinico. Ancora La Rosa al servizio, pallone corto in zona di conflitto, sistema la Jolly, Emanuele Renzo rimanda di là. Chiamato in causa Garofalo che colpisce in 8-10. Era in o era out? Era in? Sembra out, dicono dal replay. Non ci sono state proteste dei ragazzi della Jolly Cinquefrondi. Quindi nuovo servizio per Partinico. Riceve non bene Fabio Remo, Belcastro in bugger. Pallone che termina nel campo avversario, out. 8-11. Troppi errori della Jolly Cinquefrondi. Partinico ringrazia volentieri. Accetta volentieri. Giuseppe La Rosa ancora al servizio, ma c'è il time out chiesto da Mister De Pina. Sembra essersi per strada, essersi persa per strada la Jolly Cinquefrondi. Il Partinico non si sta sforzando più di tanto per ottenere un buon punteggio. Squadre di nuovo in campo al Pallabonini di Cinquefrondi, secondo set, 8-11, La Rosa al servizio. Pallone questa volta out, lascia sfilare Fabio Remo e si sblocca il punteggio casalingo, 9-11. Walter Vaiana al servizio. Riceve Alaimo, chiamato in causa Garofalo. Pallone in, 9-12. E più o meno su questo punteggio nello scorso set si è persa la Jolly. Matteo Bonati riceve Belcastro, chiama in causa proprio Matteo Bonati con la diagonale che però non chiude. Pallone out, 9-13, altro errore della Jolly. Troppo imprecisa la formazione calabrese. Vincenzo Vescovo al servizio. Si ferma sulla rete il servizio di Vescovo, 10-13. Quattro errori del Partinico in questo set in battuta. Andrea Belcastro al servizio su Alaimo, non ha preso benissimo questo pallone. Comunque ottimo il primo tempo che porta a 14 il punteggio della formazione ospite. 10-14. Ha preso un rimbalzo strano in ricezione quel pallone. Russo al servizio.
Riceve Matteo Bonati, Belcastro chiama in causa Fabio Remo, diagonale anche per lui, copre Di Salvo, chiamato in causa anche per l'attacco, pallonetto, ci arriva Belcastro, Remo per Matteo Bonati, pallonetto, la combinazione dietro, difende ancora Matteo Bonati, Belcastro per Fabio Remo, che non colpisce bene, il pallone era un po' basso, 10-15, ha scelto di forzare lo stesso lo schiacciatore della Jolly 5 Frondi, invece di mandare il pallone di là. 10-15, servizio di Flavio Russo, riceve Fabio Remo, pallone centrale per Arena, rimanda di là, poi Di Salvo, se la cava Partinico, il pallonetto di Fabio Remo che non riesce più a chiudere un attacco. Buono la schiacciata del Partinico, la gioca la Jolly con Matteo Bonati che però è costretto alla free ball. Costruzione del Partinico, primo tempo, la prende prima Lopetrone, poi Matteo Bonati, però il colpo Fabio Remo non riesce a rimandare il pallone di là. 10-16, e come nel primo set dopo i 10 punti la Jolly si perde. Servizio di Flavio Russo, riceve Remo, Belcastro dietro per Bonati, recupera il Partinico, free ball, errore di Riccardo Garofalo, era indeciso qui. 11-16, Matteo Bonati al servizio, riceve Partinico, l'attacco centrale vincente, toccano le mani del muro della Jolly. 11-17, gelato il Palabonini, non si fa più sentire. Servizio Partinico, ha ricevuto Renzo, la doppia di Belcastro. 11-18, riceve Matteo Bonati, Belcastro in bugger per Renzo, tutto braccio, buona la copertura a fondo campo, out il primo tempo di Ranelli. 12-18, chiama forse time out mister De Pina? No, era il dialogo con il secondo arbitro, forse ha chiesto solamente quanti ne ha a disposizione. Arena al servizio, riceve Alaimo, attacco centrale, stavolta è vincente l'attacco di Giulio Ranelli. 12-19, riceve la Jolly con Max Lopetrone, buono il primo tempo con Walter Vaiana. 13-19, cambio in vista per la Jolly, esce Andrea Belcastro, entra Raffaele Zangari, stesso cambio che abbiamo visto nel primo set. Alza anche il muro mister De Fina. Servizio di Remo, riceve la Partinico, l'attacco centrale di Vincenzo Vescovo, solo con i primi tempi passa il Partinico. 13-20,
Servizio spin, riceve Renzo. Remo ad alzare per Renzo. Si fa sentire subito l'alzata di Fabio Remo per Emanuele Renzo. Era buono il pallone per lui. 14-20. È proprio Renzo al servizio per la Jolly. Su Alaimo, un po' in difficoltà qui. Buona la schiacciata, Renzo recupera Fabio Remo e rimanda di là Lopetrone. Costruzione con la Rosa, la prende la Jolly, rimanda di là, spinge Fabio Remo. Alaimo, buona la schiacciata di Vescovo. 14-21. Abbiamo visto finalmente un po' di gioco. Sì, sì. Riceve la Jolly Fabio Remo, attacco centrale vincente con Walter Vaiana. 15-21. Walter Vaiana, centrale di Prizzi, Palermo al servizio. Alaimo non tiene, indeciso su questo pallone. Ace per il centrale della Jolly Cinquefrondi. 16-21. Bisogna asciugare il campo dopo il tuffo di Alaimo. Si prende un po' di tempo. Ancora Walter Vaiana pronto con il pallone in mano a servire per la Jolly. Sempre lì in zona di conflitto. Alaimo in bagger per Vescovo. Incrocia bene Vescovo. Trova lo spiraglio giusto. 16-22. Non era facile, con una brutta costruzione del Partinico, per Vescovo schiacciare quel pallone. Servizio di Vescovo teso su Renzo. Remo la alza per Matteo Bonati, che mette a segno il 17° punto della Jolly Cinquefrondi. Raffaele Zangari al servizio per la Jolly. Pallone alto. Costruisce il Partinico, ne mandano a vuoto 2, ma c'è il muro a 1 di Fabio Remo. 18-22. Ora sembra un altro giocatore in campo Fabio Remo. Chiama time out Francesco Lunetto. Sembra un altro giocatore Fabio Remo in campo, ora che è stato spostato ad alzatore. Non stava dando il meglio da schiacciatore. Legge la situazione mister De Pina, lo sposta ad alzatore. (18-22) squadre che rientrano in campo. Raffaele Zangari al servizio, un po' una ricezione così così, muro della Jolly, confusione nel campo del Partinico, difende la Jolly, non un bel pallone per Matteo Bonati, non c'è l'invasione, forse il pallone è uscito da là. Fabio Remo ancora per Matteo Bonati. 19-22. Le proteste del Partinico, no, non sono proteste, chiedo scusa,
E Mister Lunetto che si arrabbia Con i suoi. con i suoi. Confusa questa azione della Jolly. Sì. Si conclude con una bella schiacciata di Matteo Bonati. Sempre Raffaele Zangari al servizio. Pallone sempre lì al centro del campo avversario, senza muro, tiene bene Raffaele Zangari. Remo, l'alzata per Matteo Bonati che ottiene il massimo. No, che cosa ha chiamato? Che cosa ha chiamato? Pallone out. Cosa? Ok, corregge. E il secondo arbitro era lì. Il secondo arbitro Ma era lì. ce li abbiamo tutti noi, eh. 20-22 quindi il punteggio. Sei punti di Bonati in questo set. Comunque molto indeciso il primo arbitro in questa partita fino a qui. Non parliamo di arbitri perché la settimana scorsa. Sempre corretto dal secondo arbitro Elena Morello. Raffaele Zangari su Alaimo. La schiacciata tocca il muro della Jolly, Lopetrone. Poi Remo serve per Matteo Bonati che questa volta viene murato. Pallone che passa sulla testa di Pasquale Arena. 20-23. Chiama formazione il capitano Fabio Remo. Non avendo più time out a disposizione, Mister Defina, vedi, infatti sta correggendo qualche posizione dei suoi ragazzi. Soprattutto parla con Raffaele Zangari. Ok, gioco che può riprendere. Riccardo Garofalo al servizio su Renzo, forse il pallone era out, chiamato ancora in causa Matteo Bonati. 21-23. Cambio per Partinico, entra il numero, esce il numero 8 Ranelli Luigi e rientra non me ne ero accorto Russo quando c'è stato il cambio, ed è rientrato Flavio Russo. Matteo Bonati al servizio, non bene la ricezione del Partinico. Adesso la schiacciata di Salvo, tiene in gioco Lopetrone. Fabio Remo la alza per Emanuele Renzo che subisce un monster block, ma di quelli belli. 21-24. Set point per Partinico. Palermo 3 a disposizione, come nello scorso Garofalo set. al servizio. Come nello scorso set. 21-24. Spin per Garofalo che si ferma sulla rete. 22-24. Primo set point sprecato. 23-24. Arena al servizio. 22-24. Arena al servizio. Pallone giocato al centro, fortissima la schiacciata di Giulio Ranelli, non riesce a tenere in gioco il pallone. La Jolly 5 Frondi. 22-25. Si chiude questo secondo set qui al Pala Bonini di 5 Frondi, ed è stato più o meno un set fotocopia al primo, Renato. Vediamo chi sta giocando in questa giornata. La 20ª giornata, quindi in teoria è la terzultima, ma ci sono da recuperare tutte le altre partite. Universal Catania ospita la Raffaele Lamezia, Leto Ianni che sta giocando contro Cupe Volley, Volo Saber Palermo contro Costa Dolci Papiro. Poi abbiamo Aquila Bronte Catania contro Volley Catania in un derby di Catania.
la Jolly Cinquefrondi contro Partinico, la stiamo vedendo, e Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia contro Paumar Volley Siracusa. Vediamo i risultati della scorsa giornata, 19ª. La Costa Dolci Papiro ha vinto il derby contro l'Aquila Bronte 3-0. Partinico, come avevo detto prima, ha perso 1-3 contro la Volo Saber Palermo. Raffaele Lamezia ha vinto 3-0 contro la Tonno Callipo. Volley Catania ha perso 0-3 contro le Toianni. Siracusa ha vinto 3-0 contro la Jolly, l'abbiamo seguita in diretta settimana scorsa. La Coupe Volley ha perso 0-3 contro Café Loré Universal Catania. Abbiamo gli scout, vediamo se ci arrivano. Sette punti solo in questo set per Giulio Ranelli. Abbiamo visto tanti primi tempi del Partinico, e 7 punti Bonati per la Jolly Cinquefrondi, i due più prolifici di questo secondo set. Gli errori al servizio, al contrario rispetto al primo set. Nel secondo set 5 per Partinico, 2 per la Jolly. Invece nel primo set abbiamo visto tanti errori al servizio della Jolly e pochi del Partinico. Si ripartirà dunque dal 2-0 per Partinico. Un cambio di formazione nella Jolly. Giustamente sembrava un'altra squadra nella seconda parte del secondo set, con in cabina di regia Fabio Remo, e infatti Remo confermato alzatore della Jolly e Raffaele Zangari titolare in questo terzo set. Cupello stende il braccio e fischia l'inizio di questo terzo set. Serve sempre lì la Jolly Cinquefrondi, il muro della Jolly. Saltano i giocatori, e però la schiacciata di Di Salvo termina sulla rete. 1-0 per la formazione di Mister Chicco De Fina. Ancora Fabio Remo al servizio per la Jolly, il capitano di quest'oggi. In zona di conflitto, è buono il primo tempo, sempre del solito Giulio Ranelli. 1-1. E la Jolly deve fare qualcosa per poter fermare questi primi tempi molto rapidi di Giulio Ranelli. Ci vorrebbe un centrale che arenasse. È giusto, questa non l'abbiamo mai fatta. Flavio Russo al servizio, riceve come può Emanuele Renzo. La gestione della palla di Remo verso Matteo Bonati, altro monster block del Partinico. 1-2. Ancora Flavio Russo, +1 in entrambe le squadre. Riceve Renzo, Remo lancia il pallone proprio per Renzo, che ottiene il money out. Pareggia subito la Jolly Cinquefrondi. Matteo Bonati pronto al servizio. Sempre sulla rosa, ha preso di mira. Schiaccia Di Salvo con una bella diagonale, tocca a Zangari. 2-3. Forse il pallone terminava out. Sì, dall'altezza del tocco probabilmente. Riccardo Garofalo al servizio. Riceve Raffaele Zangari.
Remo dietro per Renzo, pallonetto, ci arriva, bravissimo qui Alaimo, pallone che quasi tocca il tetto, poi Remo tocca Porta il fuori, pallone. sì, e porta fuori tempo Renzo, che era a fondo campo. Renzo era? Sì. Break del Partinico, 2-4. Riccardo Garofalo riceve Matteo Bonati, attacco centrale con Arena, buona lazzata, la copertura a fondo campo di Bonati, Remo dietro per Renzo a tutto braccio, Alaimo rimanda di là, Renzo, Remo ancora per Renzo che stavolta smanaccia il colpo, 2-5. Servizio del Partinico, riceve Matteo Bonati, Remo per Raffaele Zancari che mette a segno il terzo punto per la Jolly. Pallone che rimbalza piano piano e arriva adesso tra le mani di Pasquale Arena. Sempre in quella zona del campo serve la Jolly, il muro della Jolly, la copertura di Alaimo. Assa però il colpo di Andrea Di Salvo. Oggi possiamo dire che l'asta è l'MVP di questa partita. E ha toccate tante palle. Molto ricercata quest'oggi. Pasquale Arena, colpo a fil di rete. Il muro sull'attacco centrale. Adesso La Rosa, pallonetto, alza il pallone più che può. Vaiana, poi Raffaele Zangari schiaccia questo pallone, ma pallone ovattato. Out, 4-6. Giulio Ranelli al servizio, riceve Lopetrone, Fabio Remo cerca la pipe di Matteo Bonati, la copertura a fondo, oh, pallone che torna nel campo della Jolly e rimanda di là Fabio Remo. Inbagher fa la finta di Salvo e tenta di arrivare su questo pallone Renzo. Ne stiamo vedendo di tutto e di più, ne stiamo vedendo da una parte all'altra del campo. Diciamo che entrambe le squadre non sono al meglio e si vede decisamente. 4-7. Riceve Lopetrone, Emanuele Renzo schiaccia e ottiene il quinto punto della Jolly 5 Frondi in questo terzo set. Sempre il pallone arriva fuori dal campo e quindi si gioca con il secondo pallone. Renzo al servizio, chiamato in causa Di Salvo, forte il suo colpo proprio su Renzo che era di rientro. 5-8. Di Salvo si aiuta con il nastro, la prende Zangari, Inbagher, Remo per Renzo che ha schiacciato forte, ancora Di Salvo chiamato in causa e mette a segno il nono punto per il Partinico. Di Salvo ancora al servizio, spin che però termina out. 6-9.
Raffaele Zangari pronto al servizio. Spin per lui, buona. Vescovo dà un pugno al pallone e manda completamente out il colpo. 7-9. Ancora Zangari, sempre spin per lui stavolta, che però si ferma sulla rete. 7-10. Sta giocando opposto Raffaele Zangari e quindi Renzo schiacciatore. Servizio Partinico, riceve in zona di conflitto la Jolly, approfitta il numero 12 russo che ha saltato, schiacciato, ed è 7-11. Su Max Lopedrone questo pallone si fa sentire. Matteo Bonati recupera il Partinico. Attacco centrale, altro recupero del Partinico. Remo e Matteo Bonati, pallone arretrato per lui che colpisce come può, ed è 7-12. Ottimi recuperi del Partinico, non ne ha approfittato la Jolly. E time out chiesto da mister De Fina. Vediamo se riesce a dare una scossa ai suoi ragazzi. Certo è che sembra strano, no? Aver visto una Jolly quasi perfetta, no? Nel primo match di mister De Fina. Una Jolly che sembrava potersela giocare alla pari con tutti. Ricordiamo, tra l'altro, 4 giornate fa, prima di giocare contro il Bronte, ci si stava giocando il terzo posto. Dal potenziale terzo posto poi la Jolly è scivolata in sesta posizione. Complici il 3-0 contro Bronte, poi la partita da recuperare contro la Lamezia e poi settimana scorsa il 3-0 contro Siracusa. Remo, il pallone per Matteo Bonati, un colpo di cui aveva bisogno la Jolly. 8-12. Walter Vaiana al servizio. Servizio che torna nel campo della Jolly e Matteo Bonati ottiene il 9° punto per la Jolly. Ancora Walter Vaiana, pallone che finisce ancora una volta nelle zone del mister Lunetto. 9-13. Riceve la Jolly con Raffaele Zangari. Remo dietro per Renzo, senza muro, ottiene il massimo Emanuele Renzo. 10-13. È stata buona l'alzata di Fabio Remo, è stata buona la rincorsa di Renzo. È male qua però il Partinico che lascia libero lo schiacciatore della Jolly. 10-13. Fabio Remo al servizio, sempre in quella zona di campo.
il pallonetto che termina out. Ci ha provato Garofalo. 11-13. Ancora Fabio Remo al servizio. Cambia un po' e ha ricevuto Alaimo. Non si trovano Russo con il suo centrale. 12° punto della Jolly Cinquefrondi. Piccolo blackout della formazione ospite. Ancora Fabio Remo al servizio. L'attacco centrale. Pasquale Arena copre. Fabio Remo in bugger per Emanuele Renzo. Tocca il muro. Buona la copertura di Zangari. Remo in bugger, costretta alla free ball, quindi la Jolly Cinquefrondi. Vedremo se sarà chiamato in caso di nuovo Di Salvo. Invece no, perché la tocca il solito Giulio Ranelli. 12-14. Il Partinico ormai sta giocando solo con il centrale. Ed è Russo al servizio. Su Raffaele Zangari. Remo. Pallone dietro per Matteo Bonati. La recupera la Jolly. Vediamo come la gioca Partinico con Di Salvo. Tocco del muro della Jolly. 12-15. Era lì la Jolly. Adesso Partinico a +3. Può respirare la formazione di Mister Lunetto. Flavio Russo ancora al servizio. Emanuele Renzo riceve. Si propone anche per l'attacco. Pallone che viene toccato dalla Rosa, ma non è giocabile. 13-15. E Renzo con tutto il suo braccio ha schiacciato questo pallone forte sul muro avversario. Matteo Bonati pronto al servizio. Riceve Alaimo, non bene. Pallone su Di Salvo. La gioca la Jolly, pallone corto per Matteo Bonati. Il recupero del Partinico. Senza muro. Tiene in gioco ancora Bonati. Chiamato in causa Renzo. Il bugger di Alaimo. Poi il muro Jolly. L'attacco centrale della Jolly, che però non viene si porta sfruttato dietro il da pallone, Pasquale schiaccia Arena. nel proprio campo. Sì. Lungo scambio tra le due squadre. Molti errori tecnici da una parte e dall'altra. 13-16. Chiama formazione Remo. Servizio del Partinico, riceve Matteo Bonati. Fabio Remo da Raffaele Zangari. Tocca la rete, non so se c'è stato il muro. 13-17. Al servizio per Partinico Riccardo Garofalo. Matteo Bonati. Remo per Renzo. Ottimo il recupero del Partinico. Zangari. Remo. Pallone dietro per Renzo. Duello aereo. Comunque la gioca adesso Partinico. Autocopertura di Arena. La schiacciata è buona di Raffaele Zangari. Alaimo in bugger rovesciato. Lo Petrone. La Jolly in pipe con Bonati. In 3 su quel pallone. Non la prende nessuno. 13-18. Troppa confusione in campo. Chiamato in causa Antonio Melara. Esce Pasquale Arena.
entra Antonio Melara, classe 2003 del Jolly 5 Frondi. Sicuramente non in giornata Pasquale Arena. Riccardo Garofalo al servizio, pallone su Matteo Bonati, dietro il pallone per Renzo che fa il possibile. 13-19. Chiama time out mister De Fina, ormai sconsolato, non sa più cosa dire ai suoi ragazzi. Brutta questa faccia, brutta brutta. Sta avendo la meglio Partinico, lo ricordiamo, entrambe le squadre in una situazione abbastanza complicata a livello di organico. Riccardo Garofalo ancora al servizio per continuare questa lunga serie del Partinico, sempre su Matteo Bonati, preso di mira. Remo che non alza benissimo per Renzo e ottiene la meglio il Partinico 13-20. Sempre Garofalo al servizio, sempre su Matteo Bonati. Attacco centrale vincente di Antonio Melara, 14-20. Antonio Melara al servizio. Attacco centrale di Ranelli, murato da Walter Vaiana. Di Salvo, Raffaele Zangari, pallone per il numero 17 del Partinico, Renzo Cobre, chiamato in causa poi per l'attacco, ma non chiude bene, e il pallone completamente out. 14-21. Servizio di Ranelli, Giulio molto teso, tiene bene Zangari. Remo dietro per Renzo. Ottimo il recupero del Partinico. Lopetrone, centro, Matteo Bonati in pipe. 15-21. Resta sempre il più prolifico della Jolly, mister Matteo Bonati da La Spezia. 15-21. Emanuele Renzo al servizio che è stanco, Buono il suo servizio su Alaimo. Out il colpo di Andrea Di Salvo, 16° punto della Jolly. Cambio palla. E ancora Emanuele Renzo al servizio. Teso, si tuffa Garofalo. Buono il colpo di Salvo. Remo in bugger a salvare la Jolly. Free ball. Ancora Di Salvo, forte. Il pallone che torna nel campo del Partinico. Salta e trova il punto Walter Vaiana. 17-21. Da apprezzare gli sforzi di Emanuele Renzo.
che ha subito parecchi colpi, è stato bravo a rispondere. È proprio lui al servizio. Sempre lì, non bene la ricezione. Invager, poi l'attacco è buono di Vescovo. 17 a 22. Si fa sentire Fabio Remo che grida con Walter Vaiana. Cambio. Esce Renzo che è stanco. Entra Andrea Belcastro. Quindi Fabio Remo torna a fare lo schiacciatore. 17-22 il punteggio qui al Pallabonini di 5 Frondi. 2-0 di set per Partinico. Servizio teso su Bonati. Belcastro verso Fabio Remo. Torna a schiacciare forte la Jolly. Il recupero del Partinico. Non tocca l'asta Belcastro e poi l'attacco centrale vincente di Walter Vaiana. 18-22. Chiamato sotto il seggiolone Fabio Remo, che si stava semplicemente spiegando con il secondo arbitro. Se la ridono i due arbitri. Raffaele Zangari al servizio. Vescovo si è fatto sentire. Era forte il suo colpo. 18-23. Servizio Partinico ad una mano Belcastro per Remo. Rimanda di là Vescovo. Rimanda di là anche Lopetrone. Il muro Jolly a rispondere a Vescovo. 19-23. Walter Vaiana al servizio, riceve Alaimo. La schiacciata vincente di Riccardo Garofalo che porta al match point Partinico Palermo. 19-24. 5 a disposizione. Alle 19.25 siamo a 19.24. Riceve Matteo Bonati, l'attacco centrale di Antonio Melara. Vincente, c'è stato anche il fallo al muro di Ranelli. Quindi primo match point annullato. 20-24. Cambio per la Jolly. Entra Renzo. Esce Belcastro. Prima. Okay. Quindi alza il muro. La Jolly 5 Frondi può chiudere. Il Partinico si tuffa. Lopetrone. L'attacco centrale del solito Ranelli. Pallone che però termina out. 21-24. Si fa sentire coach Lunetto con i suoi ragazzi. Voleva chiudere la partita. Alaimo riceve e salta la Jolly. Annullato anche questo match point. 22-24. Time out chiesto da coach Lunetto. Arrabbiatissimo Lunetto con Flavio Russo. Voglio la grinta di coach Lunetto in questo momento.
3 i match point sprecati dal Partinico, 2 ancora a disposizione. C'è la Jolly al servizio. Con Fabio Remo. Le due squadre rientrano in campo adesso. Fabio Remo su Alaimo. Garofalo chiamato in causa, tiene in gioco Max Lopetrone. Remo Lazza per Matteo Bonati. Con calma la Jolly, 23-24. Ancora Fabio Remo al servizio. Pallone è sempre lì. Attacco centrale di Radaeli. Ranelli messo a segno e chiude la Jolly con un 23-25. Si chiude qui la partita. Vince Partinico 3-0 per la Jolly, terzo 3-0 consecutivo subito. E non era il problema il fuori casa, ma il problema si ripete anche in casa al Palabonini di Cinquefrondi. Comunque due squadre che hanno giocato per come potevano giocare, perché tutte e due in difficoltà a livello di organico. Sì, abbiamo Luca purtroppo con l'infortunio. La conduzione arbitrale della settimana scorsa ha portato a una squalifica del nostro capitano Dionisio Di Pasquale, che era a bordo. Possiamo a dirlo, seguire. coppia arbitrale non all'altezza, probabilmente alla prima esperienza in B. Il primo arbitro quest'oggi tremava al momento della monetina per poi chiamare vabbè, avete visto la partita settimana scorsa, cosa è successo, va bene. Anche oggi comunque il primo arbitro un po' in dubbio su molte cose. Si è fatto aiutare abbastanza dal secondo Però arbitro. non hanno fatto non ci sono state decisioni decisive. Non ci resta che ringraziarvi anche Che per piangere. quest'oggi. Lato tifoso dice questo, lato cronista dice non ci resta che ringraziarvi per averci seguito anche quest'oggi. Noi mandiamo l'appuntamento alla prossima giornata di Salutiamo. campionato. Mandiamo le grafiche della prossima giornata di campionato, la 21esima. Raffaele Lamezia che ospiterà Aquila Bronte Catania, Partinico in casa contro Letojanni, non sarà facile. Gupe Volley ospiterà la Jolly Cinquefrondi, poi Volo Saber Palermo ospita Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia, Volley Catania contro Universal Catania, Siracusa contro Costa Dolci Papiro. Quindi la prossima settimana Sant'Agata Libattiati Contro la Gupe Volley. Salutiamo Luca, un grande abbraccio di Riprenditi presto. Riprenditi presto Luca, vieni a trovarci. Salutiamo anche Torino. Arrivederci alla prossima settimana. Ciao a tutti.